Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di venerdì 14 agosto. Cominciamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina un titolo sulla emergenza coronavirus. Nuovi casi, Veneto, maglia nera. Fondazione Gimbe, i dati più alti rispetto alla popolazione. Ordinanza regionale per controllare i rientri dall'estero. E la fotonotizia riguarda gli impianti di risalita. Si viaggia solo al 60%, estate persa. Ma andiamo all'interno del giornale. Discoteche e locali restino chiusi verso una nuova stretta sulla Movida. Caos nelle regioni, la Calabria decide di anticipare le mosse del governo. Le Marche confermano l'apertura per l'estate. Il muretto getta la spugna, stop, la stagione è finita, niente evento di Ferragosto alla discoteca Principe di Jesolo. I gestori accusano le autorità sono solo capaci di reprimere la libera impresa. Ricordiamo che nei giorni scorsi questa discoteca era stata al centro di polemiche per gli assembramenti che avevano caratterizzato la sua attività. Continua sul Corriere delle Alpi la presentazione di temi legati al coronavirus e al rischio sanitario connesso, tampone a sanitari, braccianti e badanti, al rientro da qualsiasi paese straniero. Ci si deve autodenunciare entro 24 ore, multa di 1.000 euro anche per il datore di lavoro che non pretenda l'esito del test. Sono le nuove indicazioni date dalla Regione, isolamento domiciliare da osservare sino a quando si riceve l'esito dell'esame. Per chi arriva da 29 stati con epidemia attiva è invece obbligatoria la quarantena e c'è anche una infografica con cui il Corriere delle Alpi riassume le indicazioni fornite dalla Regione riguardo alle modalità da seguire quando si rientra da paesi stranieri, in particolare se si appartiene a una categoria a rischio. In questo caso si intende per rischio operatori sanitari, operatori delle case di riposo, badanti, persone che hanno anche a che fare con altre persone deboli. Maglia nera al Veneto per i nuovi contagi. Studio della Fondazione Gimbe: negli ultimi 7 giorni l'incremento è stato il doppio della Lombardia, isolati a quota 5.900. E c'è anche in questo caso un grafico che dice i nuovi casi per 100.000 abitanti di varie regioni d'Italia. In questa classifica purtroppo il Veneto è al primo posto con 9,95, seguito dall'Abruzzo con 8,46, poi c'è l'Emilia Romagna con 7,38 e poi si scende la Lombardia 5,68, la Sicilia 5,12, Piemonte 4,48 e sempre poi più a scendere. All'ingresso delle scuole materne si misurerà la febbre, niente tagli alle classi. La Regione Veneto ha presentato ieri le linee guida che sono state illustrate anche dall'assessore competente Lanzarin. Sono stati anche diffusi i numeri di telefono e le mail a cui rivolgersi per avere tutte le informazioni necessarie per le procedure da seguire nel caso di rientro dall'estero o per altre problematiche legate all'emergenza sanitaria. Per quanto riguarda la ULSS 1 di Belluno, il numero di telefono è 0437 51 4343, la mail covid-19@auls1.veneto.it. Ma procediamo sul Corriere delle Alpi. Positivi da Madrid e Kosovo. Sono gli ultimi positivi trovati in provincia di Belluno. Un rientrante da Madrid e 2 kosovari che sono giunti in Italia dal loro paese. Il bilancio dell'ULSS Dolomiti sulla situazione in provincia:
piccoli focolai su 12.000 visite saltate durante il lockdown, ne restano ancora da recuperare circa 1.700. Il direttore generale Rasi Caldonio ha fatto presente che dall'inizio della pandemia l'ULSS ha fatto circa 68.000 tamponi. Prosegue anche la vaccinazione contro la TBE portata dalle zecche, finora 8.500 dosi in modalità drive-in. Andiamo sulla parte del giornale che è dedicata alla provincia di Belluno. Over 65 raddoppiati in 40 anni. Appello dei sindacati alla regione. Servono politiche lungimiranti, ma la consulta della legge sull'invecchiamento attivo non si riunisce da oltre un anno. I fondi stanziati, cioè 1 milione l'anno, sono un buon inizio, ma bisogna fare di più, sottolineano i sindacati. La giustizia più rapida è a Belluno. I dati di Confartigianato sulla situazione in provincia scarsonella, per questo bisogna difendere la sezione fallimentare. Processi più rapidi e minore pendenze, miglior rapporto tra toghe ed abitanti. Un risultato lusinghiero che quindi spinge a domandare che il tribunale possa rimanere sempre a Belluno. Scopel, il rappresentante provinciale di Forza Italia, venga istituita una zona economica speciale in provincia di Belluno come in Sicilia. Scavata una trincea sul lardo per bloccare l'arrivo di gasolio. L'ARPA ha avviato i campionamenti nel torrente dopo lo sversamento dalla caserma Salsa. Pulizia degli alvei, 30 cantieri regionali per la sicurezza, e ci sono anche delle immagini che riguardano il torrente Ardo a Belluno prima e dopo la pulizia. Impianti di risalita al 50-60%, Illing, l'estate ormai è persa. Bene il comprensorio di Falcade, amato dagli italiani, riduzione dei prezzi, difficile, ma si può discutere. Gli itinerari complicati sono poco ambiti, si preferisce la breve passeggiata. Questi alcuni dei commenti alla situazione attuale. Nuovi collegamenti in Pusteria per un mega comprensorio da Padola all'Austria. Ma procediamo ancora con il Corriere delle Alpi. Siamo sulla pagina di Feltre. Elegante e cordiale. Roberto Garbuio, ricordato sui social. Si tratta dell'imprenditore, del pasticcere morto improvvisamente per un incidente stradale in Valsugana. Lo scorso settembre aveva ceduto la storica pasticceria Garbuio, appunto. I funerali si svolgeranno lunedì alle 16 in Duomo. L'intera minoranza in consiglio comunale era una persona impegnata per la città. Il GIF lo ricorda gradito giurato nell'annuale gara di torte organizzata dall'associazione. Casa Colbe di Pedavena, l'anziana che si era ripositivizzata, ha finito la quarantena e la situazione quindi è tornata quella di una casa Covid-free. Pronto il progetto di Villabruna per dire stop agli allagamenti. L'intervento da €500.000 permetterà di risolvere una volta per tutte i problemi legati alle piogge che riversano acqua e fango in garage e scantinati. Musica e negozi aperti per ravvivare il centro a Feltre. Il dolore e la forza di mamma Michela. Mezz'ora ti può cambiare la vita. Grazie ai soccorritori, so che hanno fatto tutto il possibile per salvare il mio Alessio, e grazie ai Santa Giustinesi. Si tratta del commento della mamma di Alessio Bortoluzzi, deceduto tragicamente mentre si trovava in riva al Piave giocando con altri coetanei. Ricordiamo, non aveva ancora compiuto 16 anni. L'affetto dei suoi compagni di scuola,
ci lasci un vuoto nel cuore. I ragazzi dell'Istituto Dolomier di Longarone hanno raccolto un libro di pensieri dedicato all'amico Alessio. Ed eccoci nel Pago. Riaperta a Schiucaz la strada provinciale e frana in sicurezza. Un lavoro riuscito. Ieri mattina Veneto Strade ha ripristinato la circolazione. Sollievo tra i residenti, anche se non manca qualche critica. Non ci sentiamo garantiti, si poteva fare anche di più. Questo qualche commento raccolto dal giornale riguardo a questo intervento che dopo oltre un anno ha riaperto la strada di questa frazione Alpagota. Limana, tenso struttura alla CAL e centri per l'estate sui banchi del Consiglio Comunale. Approvate a maggioranza le variazioni al bilancio per l'accordo sulla gestione e per un contributo regionale. Gosaldo, nel terreno c'è una torbiera, il bacino artificiale si fa altrove. Forcella Aurine, sopralluogo di sindaco e tecnici sull'area scelta per il laghetto. Amareggiata la società di gestione. Noi investiamo, ma dateci una mano. Il progetto dovrà essere modificato, in ballo ci sono i soldi dei fondi di confine. Rifugio Montepelmo, in Zoldo, gestioni e lavori affidati a 2 imprenditori locali. 100 piccoli sciatori a Falcade per la sfida sulla pista artificiale. Si è svolto il Vitalini Start Contest. Cortina, gli ampezzani corrono il rischio di farsi sfilare di mano la loro cortina. Lo storico commercialista Raffaello Lorenzi ha confrontato i numeri del 56 con quelli attuali. 60 anni fa i giochi invernali scatenarono una corsa all'edificazione per i non residenti. Governo in aiuto a Cortina, garanzia di 14 milioni di euro. Con il decreto agosto sono stati già accantonati 1,4 milioni di euro nell'eventualità che il grande evento di febbraio venga annullato per Covid. Il ministro D'Incà: crediamo molto in manifestazioni come questa del 2021. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno. In prima pagina il titolo principale: Ferragosto, pienone in montagna, serata di fuochi a Cortina, senza però la festa di Zuel. Tra le mete più gettonate i laghi di Corlo, Mis e Santa Croce. Senza Alessio non sarà più la stessa cosa. La vita non sarà più la stessa, scusate. Lo straziante ricordo della mamma del quindicenne morto schiacciato da un masso in riva al Piave a Santa Giustina. Questi i 2 titoli principali proposti dal Gazzettino di Belluno. Nella seconda e terza pagina un approfondimento riguardo al turismo, tradizione assicurata ma sagre cancellate riguardo al Ferragosto. Si comincia questa sera con i fuochi nei terreni privati e si prosegue domani nella Conca. Molti trascorreranno la giornata nei cortili delle seconde case. Questo per quanto riguarda la situazione di Cortina d'Ampezzo. I timori degli albergatori. Agosto sta andando bene, ma la parte finale del mese è ancora scoperta. I laghi di Corlo, Santa Croce e Mis sono pronti al pienone per questo weekend. E poi viene proposto il saluto, il messaggio del vescovo Renato ai turisti. La vostra presenza ci rallegra, benvenuti. Il vescovo ha voluto riservare un messaggio ai visitatori che saranno ospiti nel territorio in questi giorni di vacanza. Incontrarsi nel contesto di bellezza di queste montagne ci permette di ritrovare i valori. Questo uno dei passaggi del suo saluto. Traffico a bollino rosso, tutti schierati contro gli ingorghi. Mobilitati i nuclei di protezione civile per Longarone. In campo ci saranno anche i movieri di ANAS, oltre alle forze dell'ordine. Virus, 1000 visite da recuperare. Il direttore generale dell'ULSS ha fatto il punto sul contagio. 22 sono in isolamento con sintomi, 13 positivi, già 8.500 le dosi di vaccino distribuite contro la TBE. Sarà istituita anche una giornata nell'area dell'Agordino.
La Casa Patrecolbe batte il virus, ma la guardia rimane alta. Si fa riferimento appunto alla negativizzazione della ospite che qualche giorno fa era risultata ripositivizzata. La denuncia, anagrafe in affanno. Siamo a Belluno. Roccon: prima ho provato al telefono ma non c'è stato verso, il vero problema sono i carichi di lavoro dei dipendenti. Roccon è il consigliere comunale. L'amministrazione si difende, accesso riorganizzato per sicurezza in rispetto delle normative anticontagio. Diversi problemi causati dai rinvii delle scadenze dei documenti all'estero non sono riconosciuti. Ardo e Piave più sicuri grazie ai lavori per 4 milioni. Siamo a Feltre. Villa Bruna mai più allagata, la giunta approva il progetto, intervento da €500.000 per dirottare acqua piovana e fango. Il comune risolve un'annosa questione, iter avanzato, i lavori al via entro il 2020. Lunedì l'addio al pasticcere Roberto Garbuio. L'Enel Villaga alza bandiera bianca, rinviata al 2021 la festa di San Fermo. Borgo Valbelluna, cassa ricca nel supercomune. L'avanzo è di €1,5 milioni, il post fusione segnala un bilancio sano. Sul fronte delle entrate la Tari segna un meno 16% di incasso sul previsto. Acqua ai minimi, non sprecatela. L'appello viene da Falcade. Vasche al limite e per evitare emergenze in questi giorni il sindaco invita la popolazione a un uso parsimonioso dell'acqua. Il forte carico turistico rende più difficile la situazione. A Selve e Rivamonte rimangono invece problemi di potabilità. Feriti e dispersi, giornata dura per il soccorso alpino. Situazione critica per 2 escursionisti finiti fuori sentiero nel scendere dal rifugio Vandelli. Recupero difficile. Sconto sulla tassa rifiuti, siamo a Valle di Cadore. Agevolazioni sulla Tari per aiutare imprese e famiglie dopo il lockdown. Previste riduzioni anche sulle seconde case. Il taglio costerà circa €20.000. Spiega il sindaco, sarà modulato in maniera diversa tra residenti e commercianti. Mondiale 2021, ora il governo garantirà la Fisi. La federazione potrà così contare sul contributo. Il ministro D'Incà: il sostegno sarà girato alla fondazione organizzatrice. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.